Focus TG, sono le 12 in punto e noi puntuali siamo qui per tenervi compagnia, per darvi tutte le notizie del Veneto e dal Veneto. Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Anche oggi un menù ricco di notizie. Parleremo di sanità, parleremo dell'evolversi della curva epidemiologica, ma tanta cronaca, tanti collegamenti in diretta e poi insomma approfondiremo tanti aspetti che riguardano l'economia, che riguardano il caro bollette. Ci sposteremo sull'altopiano perché vi racconteremo la triste e preoccupante storia di un cagnolino sbranato vivo dai lupi. Insomma, come vi dicevo, un menù ricco che apriamo parlando di sanità, apriamo facendo il punto della situazione riguardante l'evolversi della curva dei contagi. È da poco arrivato il nuovo bollettino, il bollettino odierno di Azienda Zero, lo andiamo a leggere insieme. Si tratta come sempre del report delle ultime 24 ore, quindi il delta, la variazione rispetto ai dati di ieri mattina. In Veneto nelle ultime 24 ore ci sono stati 18.357 nuovi casi positivi che portano il totale a quasi 850.000 casi, è il dato cumulativo da inizio pandemia, quindi 18.357 i nuovi casi rispetto alla mattinata di ieri, rispetto al 13 di gennaio. Andiamo a vedere gli altri dati, gli altri numeri che ci interessano maggiormente sono quelli dei ricoveri ospedalieri. Ieri vi abbiamo raccontato, insomma ieri e l'altro ieri, di un forte calo dei ricoveri. Oggi c'è un'impennata, sono 106 nuovi ricoveri, però in area non critica. Sono numeri che vanno sempre analizzati in base proprio al flusso di dati che ci arrivano, quindi 106 i nuovi ricoveri, ripeto, in area non critica. Dato incoraggiante, continuano a scendere le terapie intensive, siamo a meno 3 rispetto a ieri, quindi un dato che sicuramente ci fa piacere, che sicuramente ci fa tirare un sospiro di sollievo, con rammarico, con tristezza. Questa è una sempre delle parti più difficili di questo del nostro lavoro, insomma quello di comunicarvi il numero dei decessi che rispetto a ieri fa segnare un più 19, quindi 19 persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita in Veneto. Come vi dicevo, siamo rientrati in studio, abbiamo tanti collegamenti. La prima parte è dedicata proprio alla sanità e alla stretta attualità che riguarda contagi, che riguarda l'epidemia. Noi siamo in collegamento con Valentina Visentin, che proprio poco fa ha assistito alla conferenza stampa dell'ULSS. E allora, buongiorno Valentina, ti cedo subito la linea, dacci gli ultimi aggiornamenti. Ciao, sì, buongiorno Alex, ti correggo, siamo in azienda ospedaliera, poi avremo anche l'USL, perché a Padova, come ben sapete, siamo in due, abbiamo l'azienda ospedaliera, che è l'azienda universitaria, e l'USL. Lo però sfondo mi ha tradito. Scusami, no, assolutamente, è che comunque qui abbiamo un punto della situazione per quanto riguarda i ricoveri all'ospedale di Padova, che sono il numero maggiore, insomma, di tutta la provincia, perché ad oggi abbiamo 188 persone ricoverate, di queste la gran parte è in area medica, 118 persone. Abbiamo anche 4 ricoveri in area chirurgica, il cosiddetto Covid per caso, perché è questo quello che sta un po' emergendo, che circa una cinquantina di pazienti scoprono di avere il Covid perché devono essere ricoverati per altri motivi, fanno il tampone e si scoprono positivi, quindi risultano ricoverati ma rientrano nei conteggi
ma di fatto sono completamente asintomatici, e infatti in queste ore sia il Ministero della Salute che le regioni stanno cercando di rivedere un po' il riconteggio dei pazienti Covid negli ospedali, ma continuiamo la fotografia dei ricoveri, perché ovviamente poi ci sono le aree più critiche, la subintensiva e l'intensiva, dove ci sono rispettivamente 38 e 28 pazienti. La maggior parte, circa l'80%, anzi qualcosa in più, sono persone giovani non vaccinate, quindi si conferma il trend, perché la terapia intensiva è totalmente occupata, se non per 3 persone, è totalmente occupata da giovani no vax, e questo insomma è il dato che continua a emergere in questo periodo in azienda ospedaliera, che però ha iniziato a somministrare sulla scia delle altre USL del Veneto il farmaco anti-Covid ai pazienti domiciliari. Parliamo bene, non è la sostituzione al vaccino, però è un farmaco che spieghiamolo bene, giusto? Sì. Non è una sostituzione al vaccino, è semplicemente un farmaco che viene dato ai pazienti che sono in assistenza domiciliare e che quindi cerca di limitare il ricovero, un po' come la terapia dei monoclonali, quindi è sostanzialmente un'altra tipologia di cura. Tuttavia non si è fermata l'attività chirurgica in ospedale a Padova, e possiamo darvi questo dato molto rincuorante: nel 2021 sono stati fatti 424 trapianti di organi solo qui a Padova. Valentina, io ti ringrazio per il tuo intervento sempre preciso e puntuale. Hai detto bene, è una fotografia del momento che ci hai raccontato con grande dovizia di particolari. Ci ritroveremo, torneremo più avanti a Padova. Buon lavoro intanto per la tua mattinata da giornalista sul campo. Noi ritorniamo in studio perché ne ha parlato proprio la nostra collega Valentina Visentin del conteggio, insomma, dei positivi, degli asintomatici, per quello che riguarda il numero complessivo che viene poi messo nero su bianco di pazienti ricoverati in ospedale. C'è chi dice di appunto riconoscere la malattia e i contatti stretti positivi attualmente in quarantena, chi di considerare i positivi asintomatici, chi invece di non considerarli nel numero complessivo, nei dati complessivi. A tal proposito si è espresso ieri il presidente Luca Zaia. Capite che c'è il rischio di un incentivo anche che qualcuno dica: ma io non sono contatto di niente, o meglio, tu sei positivo, non dire che mi hai visto. Qualcuno ha ancora bisogno di andare a lavorare, cioè non è che siamo... Questo, guardate che è inquietante sta storia, non possiamo imporre le quarantene e non pagare chi è in quarantena, come malattia. I rischi di peggiorare la situazione epidemiologica sono evidenti, per questo usa parole nette Luca Zaia nel chiedere al governo di riconoscere le quarantene per contatto stretto come malattia, nodo che interessa migliaia di lavoratori nel solo Veneto, dove il contagio continua a dilagare, circa 18.000 i positivi nelle 24 ore, e certo non aiuta il contact tracing ormai in tilt, con Omicron già oltre il 60% dei casi è destinata a impennarsi ulteriormente nel giro di 10 giorni. Anche per questo Zaia chiede di tradurre in pratica la linea dell'ECDC, il Centro Europeo della Prevenzione delle Malattie, e quindi tenere fuori gli asintomatici dal conto dei positivi, con effetti molto concreti. Andrebbe ritarata va ritarato il piano di sanità pubblica rispetto alle scelte su chi tamponare, chi monitorare, chi contattare. Stesso criterio che dovrebbe essere utilizzato anche nel considerare i pazienti ospedalieri. Zaia porta l'esempio della puerpera asintomatica che risulta positiva prima del ricovero. Noi chiediamo che questa quota di pazienti, che non è vastissima, che però sono qualche decina, qualche centinaio nei grandi numeri, che fra l'altro nel passaggio di colore di area con questo sistema di oggi pesano, vengano depennati dalle statistiche. Veneto che resta giallo ma che vede comunque l'arancione dietro l'angolo. Attenzione però, avverte Zaia, Omicron resta pericolosa. Nei primi 13 giorni di gennaio si è registrato un più 41% delle presenze di non vaccinati nelle terapie intensive rispetto al mese precedente e un meno 8 invece di vaccinati. Un dato sanitario che si traduce sempre più spesso in un fenomeno preoccupante. Arrivano sempre più pazienti che continuano a resistere a casa, che chiamano addirittura il 118 e poi rimandano guardate, questa è storia che ve la posso far raccontare dagli operatori,
mettono giù e dicono ma richiamerò, alla fine vanno a prenderselo a casa che non respira più. Questa è la tragedia. Quanto alle scuole, sono 254 su un totale di 1039 sotto provvedimento le classi scolastiche in quarantena per la presenza di casi Covid, 20.700 i ragazzi in isolamento, ha riferito l'assessore Manuela Lanzarin, 509 i positivi invece tra i 30.000 ospiti delle case di riposo. Tra di essi però soltanto 20 gli anziani ricoverati in ospedale, segno che il vaccino per i più fragili funziona. E a tal proposito leggiamo una nota del Ministero della Salute che è arrivata poco fa relativamente alle indiscrezioni di stampa su modifiche del conteggio dei pazienti ricoverati. Si afferma che nessun atto formale è stato disposto al momento da parte del Ministero della Salute. Fermo restando quanto riconosciuto ieri dall'Istituto Superiore di Sanità, è ovviamente sempre aperta l'interlocuzione con le regioni. Noi ci prendiamo adesso 2 minuti di pausa, torniamo per continuare a parlare di sanità, ma poi ve l'ho anticipato, tanti collegamenti, tanta cronaca, 2 minuti e torniamo. Focus TG, rieccoci in diretta per darvi tutte le notizie. Vi terremo compagnia fino alle 13:30, le notizie del nostro territorio. Ebbene, nella prima parte abbiamo ascoltato le parole del governatore Luca Zaia, ci siamo collegati con Padova per avere uno spaccato sui numeri che riguardano le ospedalizzazioni. Adesso ci spostiamo a Bassano, dove nelle prime ore della mattinata di ieri si è sfiorata la tragedia, ancora un caso di disorganizzazione profonda all'ULSS 7. Vediamo. Chi temeva il peggio ha visto il peggio diventare realtà. Una tragedia solo sfiorata, quella di poche ore fa al centro tamponi dell'ospedale San Bassiano. Una scena che nel freddo delle lunghe code ha fatto raggelare il sangue di chi era presente. Un uomo di 72 anni che si accascia a terra, colpito da angina pectoris a frigore. La perdita di conoscenza, il soccorso tempestivo delle infermiere, la paura negli occhi delle tante persone in attesa del tampone. Un copione che era prevedibile dopo le centinaia di segnalazioni finite nel vuoto, inascoltate da chi dovrebbe prendersi cura della salute dei cittadini. A raccontarci quello che è successo è proprio chi c'era e ha visto tutto. Ero lì con il mio piccolo di 3 anni dalle 7 del mattino, una grande coda e a un certo punto che cosa è successo? Che di fianco a me c'era un uomo anziano seduto in una sedia e è caduto improvvisamente. Anche lui era lì da almeno un'ora, le infermiere hanno iniziato col massaggio cardiaco. E poi a un certo punto hanno chiamato l'ambulanza. L'uomo è rimasto lì a terra, hanno messo dei paraventi. Allora, sicuramente il freddo ha fatto sì che questo arresto cardiaco sia stato agevolato. Allora io come cittadino chiedo che non ci siano queste code per fare i tamponi d'uscita. Siamo trattati come degli animali, come delle bestie. Indipendentemente se tu hai l'appuntamento o non ce l'hai, siamo delle bestie. In provincia di Treviso e in provincia di Padova esiste il drive-in, ma tu sei in macchina, al caldo, con la tua famiglia, non sei da solo, come una bestia, fuori in coda ore e ore. Eravamo tutti scossi, raggelati. Chiediamo di poter migliorare la nostra situazione. Chiediamo questo come cittadini, come persone, non come bestie. Alla luce di questo ennesimo episodio, c'è ancora chi continua a dire che all'ULSS 7 va tutto bene. Una testimonianza forte, quella che avete appena visto, appena ascoltato, una delle tante testimonianze, una delle tante segnalazioni che ci arrivano in redazione per
raccontarci quanto profonda sia la problematica legata alla disorganizzazione all'ULSS 7. Rimaniamo a parlare proprio di ULSS 7 Pedemontana, in questo caso parliamo del reparto di senologia, perché il territorio si mobilita per salvare appunto senologia al San Bassiano, e adesso anche il sindaco di Bassano, Elena Pavan, incalza il direttore generale Carlo Bramezza. Il territorio si mobilita per salvare la senologia del San Bassiano, soppressa virtualmente l'ultimo giorno dell'anno dal DG Carlo Bramezza. La voce che si leva è quella di Elena Pavan, sindaco di Bassano, che in un'intervista rilasciata al giornale di Vicenza prende posizione su quanto sta accadendo nell'ospedale cittadino. Il sindaco di Bassano dice di non poter rimanere inerte di fronte alle notizie sulla senologia e annuncia l'imminente richiesta di un incontro di chiarimento con il DG Bramezza. Elena Pavan parla chiaramente di una decisione difficilmente spiegabile che va capita e avverte che, se sarà necessario, verrà investito il Consiglio regionale su questa vicenda. Lo stesso Consiglio regionale che, per mano della Quinta Commissione, ha varato poco più di 2 anni fa le schede sanitarie che sono state stracciate dai vertici dell'azienda sanitaria con la decisione di tagliare la senologia del San Bassiano. La presa di posizione di Elena Pavan dà ancora più forza e risalto a quella del consigliere regionale Nicola Finco, che ha prodotto un'interrogazione e una mozione per chiedere alla giunta regionale prima di tutto spiegazioni sulla soppressione di senologia e poi il sostegno del governo veneto per il mantenimento della struttura. Voci forti e chiare che non si possono certo definire di dissenso politico rispetto a chi ha in mano le sorti del Veneto, ma che trovano sponda e consenso trasversale nella politica locale. E ora sono in molti ad aspettare le voci di altri sindaci della Pedemontana per dimostrare ancora una volta che il territorio unito può giungere dove la singola bandiera di partito e la singola fascia tricolore non possono certo arrivare. Abbiamo parlato di sanità, adesso cambiamo discorso, voltiamo pagina, ma torneremo più avanti ad aggiornarvi non solo su disservizi, non solo sui fatti di stretta attualità, ma ripercorreremo insieme anche un po' i dati e le problematiche di questi ultimi giorni. Adesso, come vi dicevo, cambiamo argomento, parliamo di sicurezza. Ci spostiamo nel Trevigiano, dove rapine e scippi in quest'ultimo periodo sono un po' all'ordine del giorno. Derubavano, pensate, anziani aggredendoli e minacciandoli. Un'operazione dei Carabinieri di Treviso ha portato all'arresto di 4 persone. Si tratta di una banda di rumeni che avevano la base a Mestre ma seminavano il panico proprio nel Trevigiano. Avvicinavano le vittime prescelte, anziani, poi con la tecnica dell'abbraccio mettevano a segno il colpo, ma non si limitavano a strappare monili in oro, catenine e orologi. Se si trovavano di fronte ad una qualsiasi resistenza, senza esitazione aggredivano le loro vittime. Non solo, in un caso sono arrivati addirittura ad una minaccia terribile: fermo o ti spariamo. In un altro, a Roncade, un anziano che aveva tentato di reagire è stato scaraventato a terra, caduta che gli aveva procurato delle lesioni. In manette sono finite 4 persone, 2 coppie di rumeni sui 30 anni. La banda aveva la base in un B&B a Mestre. Da lì partiva per agire in tutta la provincia di Treviso. Non solo, ha colpito anche in altre regioni del nord Italia. 13 tra rapine e furti accertati commessi nella Marca tra giugno ed agosto 2021. Le vittime, persone fragili, il più giovane 66 anni, il più anziano 91. La tecnica era quella dell'avvicinamento e con un pretesto quale la conoscenza di un parente, proporsi per un lavoro, la richiesta di un'informazione e poi subito l'abbraccio. E laddove questo non portava ad acquisire la refurtiva e i gioielli, ci poteva essere anche lo strattonamento che ha portato alla caduta di un anziano o addirittura alla minaccia. Oltre ai 4 arrestati, altre 2 donne sono state identificate e denunciate. I carabinieri le stanno cercando. Per loro è già scattata la misura di divieto di dimora nella regione Veneto. Come siete arrivati alla cattura di questi 4?
Innanzitutto il lavoro delle nostre stazioni, le stazioni sul territorio, i controlli delle nostre pattuglie, le denunce delle vittime che sono state importanti, le segnalazioni e quindi le ricostruzioni, importanti le videosorveglianze e, come diceva il procuratore, è fondamentale la collaborazione tra le istituzioni. Una banda specializzata con una grande capacità delinquenziale, avevano numerosi alias, cambiavano spesso macchina soprattutto quando venivano fermati dai carabinieri per controlli. Le indagini continuano per accertare se sono sempre loro gli autori di altri colpi. E continuiamo a parlare di questa brillante operazione condotta dai Carabinieri di Treviso con il coordinamento della Procura della Repubblica. Crimini particolarmente odiosi proprio per la tipologia delle vittime. Si trattava appunto di vittime sostanzialmente indifese, vuoi per l'età, vuoi perché si trattava di persone comunque sole in quel momento e che quindi erano facile preda di questi criminali. Pianificavano in ogni dettaglio il loro raid, sceglievano le vittime e poi agivano. Una banda violenta. Dopo i primi casi le indagini e la risposta dei carabinieri. Questa operazione vuole anche rassicurare la popolazione, ha spiegato il procuratore. Fatti che possono sembrare apparentemente non particolarmente gravi o di grande allarme sociale, tuttavia proprio per la tipologia delle vittime e per la tecnica utilizzata, questa tecnica subdola, no, dell'abbraccio, si tratta comunque di fatti che a nostro avviso sono gravi e soprattutto la gravità deriva anche dal fatto che si sono ripetuti in tempi molto ravvicinati. A bloccare questa tragedia che ha colpito quest'estate gran parte della provincia di Treviso è stato il comando provinciale dei Carabinieri che finalmente è riuscito a rintracciare i responsabili. Così il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, esprime soddisfazione per l'intervento dei militari dell'Arma con il coordinamento della locale Procura della Repubblica. Complimenti a tutte le forze dell'ordine che quotidianamente sorvegliano il nostro territorio e garantiscono un presidio irrinunciabile di legalità e convivenza civile, sottolinea il governatore. Il plauso anche dal prefetto Maria Rosaria Laganà. Mi fa molto piacere questa operazione che, come tutte le operazioni di polizia, richiede tempo, non sempre, no? Gli effetti negativi delle attività criminose si percepiscono subito, il lavoro che c'è poi dietro ogni successo che le forze dell'ordine riescono a realizzare è frutto di lavoro di mesi e quant'altro. Mesi di indagini e tassello dopo tassello i carabinieri hanno sgominato la banda dell'abbraccio. E continuiamo a parlare di sicurezza. Prima di andare in pubblicità per il nostro secondo break, questa volta ci spostiamo nel Vicentino, dove il questore annuncia una vera e propria stretta sui controlli. Controlli a tappeto effettuati dalla polizia, presenti in modo massiccio sul contesto urbano allargato, è quanto disposto dal nuovo questore di Vicenza. Controlli intensificati nelle zone calde dello spaccio della microcriminalità, ieri nella zona del Quadrilatero, di Campomarzo e in Via della Pace. Sono stati controllati 4 esercizi pubblici, 41 veicoli, 87 persone, di cui 34 con precedenti. E questi controlli vengono fatti per far sì che la presenza di persone che non hanno titolo di permanere sul nostro territorio, siano essi extracomunitari oppure anche cittadini italiani con precedenti di vario genere, possono essere individuati e quindi allontanati e possono essere adottati nei loro confronti dei provvedimenti. Per un vicentino di 58 anni, sorpreso all'interno di un bar in stato di ebbrezza, mentre disturbava gli altri avventori, è stato disposto il sequestro amministrativo di 10 fucili e di 400 munizioni di vario calibro. A carico dell'uomo è stato anche disposto il divieto di accesso in tutti gli esercizi pubblici del comune per un anno. Si tratta del primo DASPO urbano a Vicenza per il neoquestore. Ritengo che sia una misura molto efficace ed efficiente che serva da deterrente per molte persone che hanno intenzione di di creare problemi in ambito urbano. Il fatto di vietare per un lungo periodo l'accesso agli esercizi pubblici sicuramente facilita il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Controlli che hanno portato a disporre 5 fogli di via a carico di altrettanti cittadini italiani gravati da precedenti penali e residenti in altre province, 3 revoche di permessi di soggiorno nei confronti di cittadini extra
extracomunitari senza i requisiti per rimanere in Italia, 2 avvisi orali nei confronti di pluripregiudicati sorpresi in atteggiamenti e luoghi sospetti. Sono delle iniziative che verranno sicuramente rafforzate anche nei prossimi giorni e in collaborazione con le altre forze di polizia, proprio per far sì che la percezione di sicurezza del cittadino possa crescere e si possa comprendere che situazioni di illegalità non verranno tollerate. Come anticipato, 2 minuti di pubblicità e torniamo da voi. (12:30) Focus TG del 14 gennaio, siamo in diretta per tenervi compagnia per un'altra ora, quindi fino alle 13:30, portandovi tutte le notizie del Veneto e dal Veneto. Nella prima parte del nostro Focus TG abbiamo parlato dei problemi relativi alla sanità, soprattutto relativi all'ULSS 7 Pedemontana. Abbiamo ascoltato le parole del presidente Luca Zaia. Nella seconda parte invece ci siamo interessati di sicurezza. Adesso torniamo a parlare di sanità per un'altra emergenza, quella che riguarda, è un'emergenza sempre più diffusa, macchia di leopardo, veramente i medici di base, la carenza dei medici di base. Ci spostiamo nel Vicentino, vediamo insieme. Nel quartiere di Laghetto è un quartiere molto popoloso e anche con una popolazione molto anziana, e il rischio molto concreto è quello di perdere il centro medico integrato a servizio del quartiere a fine mese. Questo perché per via di trasferimenti e di pensionamenti i medici non saranno sostituiti e per l'unica dottoressa rimarrà insostenibile il prezzo dell'affitto del locale. Cosa chiediamo noi all'amministrazione? Di fare pressione con l'ULSS 8 in un momento che sappiamo essere difficile, ma chiediamo di trovare una soluzione, un tamponamento, una soluzione per mantenere il presidio sanitario a servizio del quartiere dei cittadini. Il centro medico di Via Lugano nella ex circoscrizione 5 dunque potrebbe essere a rischio chiusura. A lanciare l'allarme e a porre la questione in consiglio comunale con una interrogazione Giovanni Selmo, preoccupato per la possibile perdita nel quartiere Laghetto di un servizio essenziale, un problema che nasce a causa della carenza di medici di base. Sicuramente il problema dei medici di base è un problema noto, a livello nazionale. Certo è che anche gli altri amministratori della provincia di Vicenza hanno aiutato come possibile le ULSS locali per mantenere i presidi di quartiere. Chiediamo anche noi all'amministrazione se è a corrente di questa situazione, perché i cittadini ci hanno chiesto, e cosa intende fare per aiutare e sostenere l'ULSS 8 nel mantenimento del presidio. La perdita del prezioso servizio costringerebbe a complicati spostamenti soprattutto la popolazione anziana e fragile. L'Usberica al momento non ha espresso la sua posizione al riguardo, per questo è partita la mobilitazione prima che sia troppo tardi. Per adesso la nostra fase è di interlocuzione, vogliamo sapere intanto dalle istituzioni, dal comune e dall'ULSS se sia possibile, dopodiché cercheremo di coinvolgere i cittadini anche per capire per loro quanto è forte questa esigenza e al limite arrivare anche a una raccolta firme per capire se la situazione può essere migliorata o tamponata in qualche modo. E adesso vi segnaliamo una iniziativa di boicottaggio da parte dei Novax che vorrebbero appunto boicottare i centri vaccinali. L'ULSS 6 risponde che non temono questo tipo di atteggiamento, anzi dicono non ci bloccheranno mai. Centinaia di persone si stanno presentando nei centri punturali richiedendo ricetta, prescrizione, vaccino e firma di consensi redatti dagli avvocati, mandando in tilt tutto il sistema nazista. Il messaggio circolato sul canale ufficiale del movimento Veneto No Green Pass inizia così e prosegue con le dettagliate istruzioni da mettere in campo per rendere difficile il lavoro degli operatori dei centri vaccinali. Dalle manifestazioni di piazza, ora possibili solo in forma statica, ad azioni mirate per boicottare la campagna vaccinale. Ecco la nuova svolta dei Novax. Si presentano in coppia con documenti scaricati dal sito di un avvocato romano No Pass e cercano di bloccare o rallentare il lavoro dei medici vaccinatori negli hub. A Padova è già accaduto, ci confermano dall'ufficio igiene dell'USL 6. Ne abbiamo avute a partire appunto da giugno a questa parte, qualcuna in più dopo l'entrata in vigore dell'obbligo superiore ai 50 anni. I nostri operatori sono preparati su cosa devono fare, cosa devono rispondere. Insomma, questa è un po' la situazione. Sì,
qualcuno ha anche chiamato le forze dell'ordine, questo è vero. In qualche caso sono arrivati anche i carabinieri chiamati dagli stessi Novax. Se l'insistenza si protrae, per chi cerca di bloccare le vaccinazioni si può anche profilare l'ipotesi di denuncia per interruzione di pubblico servizio, ma ad oggi non è ancora successo, visto che, come dice l'USL Eugania, i medici padovani sono addestrati a rispondere in fretta e ad allontanare i no pass per non creare code tra chi invece si vuole vaccinare. Non possono interrompere un pubblico servizio perché non si può tenere una linea bloccata per 1 o 2 ore, per cui per adesso non è successo, poi se ne sono sempre andati via, quindi non abbiamo più avuto modo di proseguire nelle varie denunce. Intanto proseguono le vaccinazioni con prima dose, una spinta soprattutto tra i più giovani. È vero che abbiamo avuto un aumento di prime dosi, però soprattutto in quelli più giovani, sostanzialmente nei bambini e in quelli più giovani. Quelli dei 50 anni un pochino meno, ci aspettavamo qualche cosa di più, insomma, però insomma, sicuramente c'è un aumento, però dovrebbe essere un pochino di più. Già il 23% dei piccoli tra i 5 e gli 11 anni è vaccinato. Sabato e domenica nuova Open Day ad accesso libero per la vaccinazione dei bambini. E per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, andiamo a riepilogare, rivedere insieme il report giornaliero che ci fornisce Azienda Zero, il report relativo alle variazioni rispetto alle ultime 24 ore di contagi, ricoveri, terapie intensive e purtroppo decessi. Nelle ultime 24 ore in Veneto si sono registrati, come vedete, 18.357 nuovi casi di positività. Non solo, ci spostiamo nella parte bassa della tabella, quella che indica il numero di ricoveri ospedalieri in area non intensiva. Si tratta di un numero importante. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di un numero in discesa quasi verticale. Adesso insomma i flussi si stanno stabilizzando, sono 106 le persone ricoverate in area non critica nelle ultime 24 ore. C'è un dato che ci strappa un sorriso, che è qui il -3 relativo alle terapie intensive, e purtroppo segnaliamo 19 decessi nelle ultime 24 ore. Torniamo in studio perché il governo ha previsto le nuove regole, le ha riviste, insomma, quelle che riguardano l'isolamento e la quarantena. Noi che diamo voce ai cittadini, ai nostri telespettatori, ci arrivano veramente tante richieste di chiarimenti, tante domande, sia tramite WhatsApp che tramite mail. Allora leggiamo insieme le FAQ proprio fornite dal Ministero della Salute, che spiegano in maniera abbastanza chiara la procedura da seguire, come ci si deve comportare quando si è stati a contatto con un positivo. La prima discriminante è che chiaramente dipende dallo status di vaccinazione e dal tipo di contatto. Spieghiamo veramente le cose principali. I non vaccinati, si legge nelle FAQ del Ministero, i non vaccinati e i vaccinati con una sola dose e i vaccinati con 2 dosi da meno di 14 giorni devono rimanere in isolamento per 10 giorni dal momento del contatto con una persona positiva. Quindi ripetiamo, 10 giorni di isolamento per non vaccinati, vaccinati con una sola dose, oppure i vaccinati che hanno completato il ciclo delle 2 dosi però da meno di 14 giorni. Al 10° giorno tutte queste persone devono effettuare un tampone di controllo. Altra domanda, fra le più gettonate di quelle che ci fate ogni giorno: ai contatti stretti che abbiano completato un ciclo vaccinale da più di 120 giorni e che abbiano comunque un Green Pass rafforzato, che cosa bisogna fare? Allora, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni. Quindi chi è guarito dal Covid, quindi chi ha completato il ciclo vaccinale da più di 14 giorni, chi ha un Green Pass rafforzato, queste categorie
se asintomatici appunto, devono sottoporsi a una quarantena di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al 5° giorno. L'ultima FAQ, l'ultima domanda che andiamo a chiarire adesso: guariti o vaccinati da meno di 4 mesi e coloro che hanno già ricevuto il booster e sono entrati in contatto con un positivo devono stare in quarantena? No. La risposta è no, non devono stare in quarantena, possono uscire, ma nei 5 giorni successivi al contatto stretto con un positivo devono effettuare la cosiddetta autosorveglianza. Quindi speriamo di aver risposto in maniera abbastanza chiara a quelle che sono le vostre perplessità, le vostre domande. E a proposito di quarantene, regole e insomma le nuove normative, vediamo il caso di un lavoratore risultato positivo da qualche giorno. Lui ha dovuto utilizzare le ferie e non la malattia per appunto gestire un attimo la sua quarantena. Abbiamo raccolto la sua testimonianza. Il coronavirus continua a colpire duramente le aziende del territorio, che vedono molti dei loro dipendenti assenti dal lavoro per via della quarantena. Succede anche a Resana, in un'azienda di 30 dipendenti, 10 dei quali si trovano al momento in quarantena. Tra chi è effettivamente risultato positivo al virus e chi invece ha avuto casi positivi all'interno della famiglia, a farne le conseguenze non sono soltanto le attività economiche, ma anche i membri delle famiglie degli stessi positivi, che vengono contagiati a loro volta, creandosi così un effetto a catena spesso difficile da tracciare. Con questa situazione qua, dove lavora lei, l'hanno messa in ferie. Se adesso lei fa il tampone ed è negativo, cosa è fatta? 5 giorni di ferie? Diventa una gestione molto complicata. Aziende e lavoratori in difficoltà, storie di chi rischia posto e salute, costretti a usare le ferie per non rischiare il licenziamento, ma per molti diventa impossibile. Se io sono costretto a stare a casa perché sono stato a contatto con una persona positiva e però non mi viene riconosciuta l'aggravante della malattia. Questo operaio, che si trova al momento in quarantena perché positivo, fa inoltre un appello all'azienda sanitaria che possa dare la possibilità ai lavoratori di poter usufruire dei tamponi rapidi di 4ª generazione. Ti danno l'esito praticamente nel giro di poche ore e quindi questo accelererebbe tutto quanto. E in dogana lo fanno, però non è che lo fanno di prassi. Mi ha detto: provi a chiedere alla persona che le fa il tampone se gentilmente mi fa un tampone di questo tipo visto le sue esigenze. Mi sembra una cosa un po', dovrebbe essere in automatico. E inoltre fa un secondo appello al governo per chi è positivo con 3ª dose ma senza alcun sintomo. Il mio lavoro comporta essere fuori all'aria aperta, non sei dentro in un ufficio, con i dovuti accorgimenti, mascherine e quant'altro, poter continuare ad andare a lavorare se uno non ha sintomi. Rientriamo in studio solo per lanciare un altro break pubblicitario, 120 secondi e torniamo da voi. (12:45) Focus TG, siamo in diretta e come nostra abitudine portiamo a casa vostra le notizie del Veneto e dal Veneto live. Parliamo di attualità, di cronaca, di salute, di economia. Insomma, il nostro contenitore, lo sapete, ci seguite sempre con tanto affetto, è ricco e variegato. Adesso, proprio per tener fede a quello che vi ho appena detto, quindi parlare di notizie in diretta e di fatti di cronaca, ci spostiamo a Granella di Tezze sul Brenta, dove vedo collegata la nostra collega Erinda Chitezza, perché è stata ritrovata un'auto in fiamme con all'interno il corpo di un uomo. Erinda, raccontaci che cosa è successo. Ecco, ciao Alex e buongiorno anche a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. Hai detto bene, mi trovo a Granella di Tezze sul Brenta e sono proprio qui al parcheggio al di fuori del centro anziani di Via Los, perché
Questa mattina presto, alle 5 del mattino, è stata trovata questa macchina in fiamme con un corpo al suo interno. Infatti adesso tu stai mandando in onda le immagini dettagliate. Che ci hai mandato. Esattamente, queste sono le immagini, i resti, perché la macchina in questo momento è stata portata via. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Rosà e anche i vigili del fuoco di Bassano. Si presume si tratti di un suicidio, però è tutto ancora da verificare perché i carabinieri stanno indagando al momento. Il corpo è stato riconosciuto, è stato identificato, si tratta di un uomo residente a Tezze di mezza età, e lui era conosciuto dalla comunità perché lavorava come bidello presso la scuola media di Tezze sul Brenta, un uomo che tra l'altro padre, è un uomo di famiglia, padre di 2 figli, è divorziato dalla moglie. E al momento appunto abbiamo anche intervistato il sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda, che ha voluto ricordare l'uomo come un bravo uomo che ha dato se stesso alla comunità e anche ci teneva particolarmente al lavoro che svolgeva ed era residente di Tezze dal 91. Ovviamente avremo più informazioni dettagliate che andranno in onda questa sera nei nostri notiziari. Ed questo è un po' un riassunto della situazione al momento. Assolutamente, immagino che insomma la comunità Tedarota sia sconvolta da questo fatto di cronaca. È difficile anche insomma cambiare argomento, cercare di passare da un fatto tragico a una notizia invece di tutt'altro spessore, però facciamo anche questo perché stamattina so che ti sei confrontata con il presidente di Coldiretti Veneto perché c'è un'altra emergenza che si sta diffondendo, sta colpendo la nostra regione, che è quella della peste suina. Erinda, anticipaci qualcosa. Esatto, hai detto bene, è un'emergenza sanitaria che sta gravando su tutto il territorio nazionale, ma specialmente nelle regioni della Lombardia e del Piemonte, e noi anche come Regione Veneto non ne siamo esclusi. La peste suina che viene dall'Africa colpisce appunto, come si capisce dalla parola, la specie suina, ma specialmente viene portata e distribuita dai cinghiali che stanno prendendo d'assalto le nostre città e le campagne e trasmettono questa infezione alle altre specie di animali. Per il momento la peste suina è trasmissibile da animale a animale e quindi non contagia l'uomo, però non si ha la certezza. Il presidente di Coldiretti Veneto ha segnalato e sta segnalando insieme ad altri operatori del settore, sta portando alla luce questo problema anche alla regione e c'è un vero e proprio appello che si possano fare delle azioni di prevenzione in merito per evitare, per arginare che questo problema si diffonda sempre di più anche nella nostra regione del Veneto. Ricordiamo che sono molto preoccupati perché i cinghiali stanno letteralmente prendendo d'assalto le campagne e le città, ma vanno a danneggiare anche i raccolti. Erinda, grazie per la tua testimonianza, ti lasciamo al tuo lavoro insieme al collega Andrea Benetti. Noi rientriamo in studio per chiudere la parentesi relativa ai contagi e al diffondersi dell'epidemia Covid, perché ci spostiamo nel Padovano. Si sono segnalati ieri i primi 2 pazienti coinfettati da variante Delta e Omicron. Tracce di variante Delta e di variante Omicron nello stesso tampone. La scoperta è stata fatta lo scorso 3 gennaio dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro, che per la prima volta in Veneto ha individuato 2 casi di doppio contagio da variante Delta e Omicron. I biologi dell'Istituto Padovano specificano che non si tratta della variante Deltacron di cui si è parlato nelle scorse ore e di cui al momento non c'è evidenza scientifica, ma di una infezione contemporanea
quarantena delle 2 varianti, che è stata riscontrata in 2 pazienti, uno residente nel Padovano e l'altro a Trento. Si tratta di un fenomeno raro. Non è dato sapersi se anche in passato, durante le precedenti ondate del Covid, quando circolavano le varianti alfa e beta, ci fossero stati casi di coinfezione, perché le varianti erano piuttosto simili, mentre la Omicron presenta diversità più evidenti. Sconosciuti anche gli effetti di questo doppio contagio, visto che i tamponi inviati all'Istituto Zooprofilattico sono stati mandati secondo criteri casuali. E adesso ci spostiamo gradualmente a parlare di quello che riguarda le attività commerciali, quindi la pagina dell'economia e insomma anche della ripresa del settore turistico e quant'altro, con le difficoltà da una parte degli albergatori e dall'altra parte insomma segnali di ripresa, di ripartenza. L'anello di congiunzione fra questi argomenti è il Green Pass. Allora, intanto guardiamo questa breve notizia di un furbetto del Green Pass pizzicato ieri nel Vicentino. Green Pass e furbetti. Denunciato un uomo di Torre Belvicino, è stato pizzicato dai carabinieri di Schio durante un controllo in serata agli avventori di un bar. L'uomo avrebbe esibito la certificazione verde appartenente ad un'altra persona. Per lui è scattata la sanzione amministrativa. E allora dal 1° febbraio, in attesa insomma di avere l'elenco completo con i codici Ateco che ci fornirà il governo, dicevamo dal 1° febbraio scatterà l'obbligo di Green Pass anche per accedere a molti negozi, e noi siamo andati a chiedere ai cittadini che cosa ne pensano. Io sono favorevole, è sempre una cosa in più, che ci possiamo stare leggermente più sicuri, ecco. Certo che io lo metterei anche al supermercato, anche a fare la spesa, perché al supermercato la gente va, mette le mani dappertutto. Sarebbe giusto che se è obbligatorio dappertutto, ormai è inutile fare delle fasce sì, delle fasce no, lo mettiamo dappertutto e siamo a posto. Ne penso sempre benissimo. La cosa migliore sarebbe che tutti si vaccinassero intanto, questa è la cosa più importante, e chi non si vaccina va all'ospedale dovrebbe anche pagare, siamo all'85%, e quindi se c'è bisogno di pagare qualcosa lo devono pagare chi non rispetta le leggi. Se ci vacciniamo tutti ne usciamo prima. Io vi dico soltanto che sono un sanitario. Non ne può più. Non ne posso più, basta. Sono esaurita. Con unanime di sì per i cittadini che vedono con favore l'introduzione dal 1° febbraio del Green Pass base anche per accedere a uffici pubblici, negozi e centri commerciali. Diverso il punto di vista degli esercenti. Per il momento non abbiamo ancora indicazioni dall'azienda e sicuramente ce le daranno a breve. Però secondo me sarà ancora più difficile, che già c'è pochissima gente, i saldi quest'anno sono un po' più rallentati rispetto agli altri anni, quindi vediamo, non lo so. Già voi comunque controllate la temperatura all'ingresso, controllate l'igienizzazione? Sì, noi controlliamo tutto, abbiamo i nostri gel, la temperatura la prendiamo, però tanti a volte non si disinfettano neanche. Signora, la sua è una fioriera, sarà necessario anche qui esibire il Green Pass per entrare? Io al momento non lo credo, non sia indispensabile, perché il cliente rimane qui 5 minuti, 10 finché sceglie l'omaggio floreale e dopo se ne va. Al massimo saranno 15 minuti quando scrive il biglietto che la eseguiamo noi, dunque non credo. Comunque sarebbe un problema perché il negozio è piccolo, siamo in 8 solo noi, signora, spero proprio non venga attuato. E se no ci adatteremo. Il cliente comunque fa fatica a attendere fuori. Fiducia in tempi migliori arriva da questo segno di speranza. Un mazzo di fiori bianchi e azzurri con la spiga buona fortuna per festeggiare l'arrivo al mondo del piccolo Nicolò. Insomma, condividiamo questo segnale, questo messaggio di speranza, che sia una speranza diffusa. Ce n'è bisogno, perché Green Pass, contagi, chiusure hanno sicuramente lasciato il segno sia nel settore terziario, quello del turismo, che in tante attività commerciali, in tante realtà, insomma, sia dei centri storici che di bar, ristoranti e ad esempio locali pubblici come discoteche e pub. Ma c'è un altro grosso problema che gli esercenti stanno
affrontando e parliamo del salasso sulle bollette, un vero e proprio incubo che grava sul commercio, perché si parla di un aumento sostanziale del 20-40% rispetto al passato. Vanno ad incidere sicuramente un 20 e 30%, come io come politica della mia attività non toccherò assolutamente i prezzi, perché già siamo in un momento di crisi e quindi ho valutato di non andare ad aumentare per questo motivo. In questo caso il rincaro delle bollette non è a carico del cliente, perché i prezzi nel nostro caso sono imposti e quindi il cliente pagherà le stesse cose, forse inciderà un po', a quanto ho sentito, per il campionario nuovo incidono i prezzi direttamente essendo il materiale, i tessuti più costosi in questo momento, lì forse, ma come riguarda le bollette no, perché è a carico di noi, del commerciante. Ecco, e a voi quanto sarà questo carico in più? Sarà un circa 30%. Salasso che molti commercianti hanno deciso di non far pesare sui clienti, ma resta il fatto che la stangata delle bollette inciderà con un balzo stimato al 40%. L'elettricità può avere un impatto legato soprattutto per le grandi metrature, perché comunque un costo attorno al 30% di aumento delle bollette, però non è la voce di spesa più alta. Sicuramente il gas è quello che preoccupa di più, ma nelle catene di negozi fortunatamente non c'è questo problema, quindi un po' di apprensione, ma non più di tanto, ma solo per le grandi metrature. Non saprei dirle, perché qua è tutta una sorpresa. Non ci voleva in questo periodo? Direi proprio di no. Necessario l'impegno del governo, chiedono i commercianti. Diminuiranno i guadagni sicuramente, però purtroppo su questo noi commercianti non possiamo farci niente. Solo il governo potrebbe eventualmente contenere i costi, anche perché sappiamo tutti che sulla bolletta buona parte sono tasse, per cui o ci aiuta il governo e se no paghiamo come sempre. Dello stesso avviso anche l'assessore comunale al commercio. All'incertezza legata alla pandemia va sommata anche la forte preoccupazione legata all'aumento delle bollette, una situazione inaccettabile che rischia di mettere in ginocchio migliaia di famiglie, migliaia di imprese e su cui il governo dovrebbe intervenire subito. Una crisi profonda, quella del settore alberghiero, ma si sa che i veneti sanno fare di necessità virtù e allora tante stanze da notte si stanno trasformando in uffici per lo smart working. Gli alberghi hanno reso disponibili alcuni spazi, camere piuttosto che hall degli alberghi, piuttosto che sale riunioni, proprio per accogliere gli smart worker. Reinventarsi ormai la parola chiave per la maggior parte dei lavoratori nel tentativo di sopravvivere economicamente a questa pandemia, e a farlo anche tanti alberghi, trasformando sale lounge, spazi interni e anche camere da notte in uffici smart working. Tutto questo per rimanere a galla. Spaventa il tasso di occupazione del settore, che a Treviso vede la l'asticella oscillare tra il 40 e il 50%, numeri che scendono drasticamente se ci spostiamo di provincia. Parliamo infatti del 10-20% per le strutture di Mestre e Padova. Una crisi, quella alberghiera, dalle tante sfaccettature, una delle quali è quella degli aeroporti. L'aeroporto di Treviso gravita in maniera particolare intorno alla richiesta e alla domanda del territorio veneziano, quindi c'è molto interesse da parte di chi approccia a Treviso per visitare Venezia e l'entroterra, quindi turismo prettamente leisure. La domanda ha avuto una totale debacle con le ultime notizie legate alla diffusione del virus e perciò c'è un'occupazione, una totale riduzione dei viaggi per turismo e quindi anche per la destinazione trevigiana. Una rivoluzione nell'hotellerie, quella dello smart working, che potrebbe diventare un asso nella manica anche per il post pandemia. Potrebbe essere sicuramente un servizio accessorio che va bene a innestarsi con i servizi alberghieri. È sicuramente un tipo di servizio che potrà avere un futuro, nel senso che il lavoratore troverà sempre più l'esigenza di uscire da casa per poter lavorare, sebbene in smart working e lontano dalla sede aziendale.
Ci prendiamo ancora 2 minuti di pausa, torniamo con tanti altri collegamenti da Vicenza, da Padova e tutta una serie di notizie dal territorio. A fra poco. 13:03, siamo in diretta per quest'ultima mezz'ora di Focus TG in cui, come vi anticipavo, ci collegheremo con Padova, con Vicenza, poi tante altre notizie dal territorio. E allora vedo già pronta la nostra Chiara Gaiani da Padova insieme a Cristian Roca Allende per farci il punto della situazione su, Chiara, se non sbaglio, un'iniziativa lodevole, quella che ha visto tanti ragazzini delle scuole sottoporsi a tampone. Raccontaci tutti i dettagli e intanto benvenuta. Buongiorno Alex e buongiorno ai telespettatori. Con il collega ci troviamo a Maserà di Padova, che è un comune della cintura urbana di fatto della città. Qui il sindaco Gabriele Volponi ha deciso di assicurare un rientro sicuro ai suoi piccoli cittadini che frequentano le 3 scuole di questo comune. Sono 2 scuole elementari e una scuola media, 700 in tutto i ragazzi che le frequentano, e quindi ha fatto una giornata di tamponi grazie alla locale sede della Croce Rossa, che con 12 persone più 3 medici con le loro ambulanze, con tamponi di seconda generazione, sono proprio andati in tutti i plessi. Ecco, di 700 ragazzi che frequentano le scuole, solo 350 però hanno fatto il test. 150, un numero molto alto, sono a casa in quarantena. 200 famiglie hanno deciso però di non dare l'autorizzazione. Il sindaco spera che questa mancata autorizzazione sia legata al fatto che si tratta di bambini piccoli. Il tampone è in effetti un esame fastidioso per un bambino piccolo se non c'è con lui la mamma o il papà, e lancia proprio un appello perché ha intenzione di ripetere questa iniziativa anche per il rientro dalle vacanze di carnevale, e quindi spera che tutti i cittadini raccolgano l'invito. Iniziativa ovviamente che ripeterà pur sperando che tra un mese e mezzo circa la situazione pandemica sia migliore. Sui 350 bambini che sono stati sottoposti a tampone, 4 sono risultati positivi. C'è quindi stato un dialogo con l'ULSS Eugana, l'ULSS di competenza, che ha riconosciuto i tamponi effettuati dalla Croce Rossa come tamponi di riconoscimento di positività, e quindi ha fatto scattare tutti i meccanismi di protezione e quarantena necessari. Ecco, alcuni comuni si stanno organizzando, avevamo raccontato anche l'iniziativa di San Pietro in Gu, ad esempio, in provincia di Padova. Questo io dal mio punto di vista credo sia davvero un buon modo, intanto per garantire un servizio ai cittadini e alle famiglie, e poi un buon modo perché a scuola si continua ad andare, perché lo sottolineava anche il sindaco, le scuole sono sicure, ci sono i distanziamenti, il problema è che il virus te lo porti da casa. Assolutamente, quindi però oltre a questa interessante notizia che ci hai dato, che ci hai riportato, cerchiamo anche di alleggerire un pochino i toni di questa nostra lunga diretta, perché parlare sempre di Covid, di emergenza sanitaria è un dovere di cronaca, però diamo anche spazio ad altre notizie. Una molto curiosa, molto particolare, so che volevi parlarcene. Sì, a me piacerebbe condividere con i nostri telespettatori questa iniziativa di un gruppo che è operativo nella zona dei Colli Euganei, si chiamano SOS Anfibi, è un'associazione e si stanno già mettendo in moto, cercano volontari perché dovrebbe essere a ridosso dell'inizio della primavera, ma mancano poche settimane per quello che è il poi risveglio della natura. I rospi calano a valle, cercano delle zone dei laghi, sui colli sono davvero tanti quelli che si muovono come anfibi, non solo rospi comuni ma anche specie protette come il rospo smeraldino, per continuare la loro specie, perché le femmine deporranno le uova, i maschi feconderanno. Purtroppo
purtroppo le vie che sono state praticate da secoli non sono più sicure per loro, e quindi insomma c'è tutto un lavoro che serve proprio a proteggere questa migrazione e a salvaguardare una specie. Tra l'altro ricordiamo che i Colli Euganei si sono candidati a luogo della biosfera UNESCO proprio per questa grande ricchezza di animali, di specie di flora e di fauna che caratterizza questa zona davvero molto bella della provincia di Padova. E quindi con il collega Cristian Roque Allende, che mi ha accompagnato così in questo viaggio sulla migrazione di rospi, abbiamo realizzato un servizio. Scendono dai boschi, dove hanno trascorso l'inverno, per dirigersi verso le acque dei laghetti a valle, dove le femmine depositeranno le loro uova e i maschi le feconderanno. Fra poche settimane madre natura li chiamerà e gli anfibi, il rospo comune ma anche specie protette come la rana di Lataste o il rospo smeraldino, si incammineranno saltellando il sentiero illuminato dalla luna per far sì che la loro specie continui. Un cammino insidioso, perché le antiche vie dei Colli Euganei a Galzignano, Torreglia, Rovolomba, Aone, Cinto sono diventate strade e nulla possono questi piccoli animaletti contro le ruote delle auto. Se il vicino Friuli Venezia Giulia ha votato nel cuore dell'estate di destinare fondi per i cosiddetti rospodotti, i sottopassi a garanzia della migrazione, è affidata ai volontari di SOS Anfibi la tutela delle migliaia di rospi che ogni anno puntuali si muovono lungo le antiche vie dei colli sul Far del Tramonto. Questi infaticabili volontari hanno già iniziato la posa delle reti protettive per intercettare gli anfibi, ma hanno anche aperto la campagna 2022 di reclutamento e formazione di nuovi volontari. Per informazioni si può scrivere alla mail sosanfibipadova@gmail.com. La nostra collega Chiara Gaiani, che ringraziamo per il suo racconto e per la sua testimonianza. Grazie Chiara, ti lasciamo al tuo lavoro. Buon lavoro. E noi continuiamo a parlare in un certo qual modo di animali, anche se qui si tratta di una vera e propria emergenza. Allora avvisiamo, perché è anche un orario un po' delicato, quelle che stanno per andare in onda sono delle immagini forti, sono delle immagini che noi abbiamo volutamente scelto di mantenere e di farvi vedere, perché per raccontarvi, per farvi capire le difficoltà che stanno attraversando le persone in altopiano. La situazione nell'altopiano è estremamente complicata per quello che riguarda la presenza dei lupi. Ieri una cagnolina, un setter, è stata inseguita e sbranata viva. È proprio il proprietario che ci racconta, ci mostra le immagini molto crude, ma che sono uno spaccato di quello che è successo. Vediamo. Giovedì 13 gennaio. Questa è la situazione. Tornano in azione i lupi in altopiano e stavolta a diventare cibo per i selvatici è una femmina di setter sbranata e mangiata viva nella zona del Caberlaba. Grazie amici del lupo. Grazie. È stata mangiata viva. Questo video sta facendo il giro del web e ha già suscitato indignazione e sconcerto in altopiano, dove ultimamente sono spariti molti cani e altri animali domestici. E c'è chi chiede azioni immediate per risolvere il problema di lupi in tutta la zona, in attesa di vedere cosa accadrà durante la stagione dell'alpeggio. E continuano i messaggi di cordoglio dopo la scomparsa della giornalista e scrittrice veneziana Luciana Boccardi. Aveva 89 anni. Uno stile arguto, schietto, con giudizi spesso tranchant, la frase "mai paura di niente" ereditata dal padre, che è diventata presto il suo stile di vita. Luciana Crovato Boccardi è morta mercoledì pomeriggio all'ospedale civile di Venezia per un repentino aggravarsi delle sue condizioni cliniche. Il prossimo ottobre avrebbe compiuto 90 anni. Unanime il cordoglio da tutto il Veneto e da Venezia, la sua città. Nel settembre 2020, alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, era stata presentata la sua biografia, La Boccardi, scritta dalla giornalista e amica Alda Vanzan.
In quell'occasione la protagonista aveva risposto così. Mi ha colpita molto l'idea di vedere che fanno un libro su di me. Sinceramente non ho mai pensato che si sarebbe fatto un libro su di me, non mi sento così importante e quindi mi ha fatto un piacere e mi ha intrigato. Adesso c'è una sua biografia che uscirà. È la storia di una famiglia, è la saga familiare, perché la mia famiglia ha questa storia molto avventurosa che comincia a metà Ottocento. Quindi il primo libro che è finito, che uscirà a gennaio, parte da metà Ottocento e arriva ai miei primi 20 anni. Ogni veneto, assieme a tutto il mondo della moda e del giornalismo, ha scritto il presidente della regione Luca Zaia, piange una straordinaria donna e giornalista. La sua vita insegna che se hai voglia di riuscire devi sudare, ma ce la puoi fare. Mi ha colpito uno stilista che sta nelle retrovie di cui non si parla molto, che è Michele Miglionico, che è una persona molto colta, che studia dei momenti della vita, della storia nostra e che li traduce in una moda che è molto molto alta, molto bella. È stato il motivo per cui ho voluto raccontare la storia, la determinazione, il coraggio, la forza di volontà di questa donna. Una storia per certi versi irripetibile, perché si è sviluppata in un periodo storico che abbiamo alle nostre spalle, ma che può essere anche di insegnamento per i nostri ragazzi, per i nostri giovani. Se studi, se ti prepari, se sei determinato, ce la puoi fare. Ci spostiamo adesso a Bassano del Grappa, che dice addio al suo gigante in acciaio, King Kong Rhino. L'opera che era esposta a Palazzo Sturm lascerà presto la città degli Alpini. Bassano si appresta a dire addio a King Kong Rhino, il rinomato rinoceronte che campeggia a Palazzo Sturm. Nel corso degli anni c'è chi lo ha ribattezzato Inox Ceronte, chi ha condiviso l'idea artistica e chi non vedeva l'ora di liberarsene. Con una delibera del 30 dicembre l'amministrazione comunale ha infatti deciso di non prorogare il contratto di comodato dell'opera in acciaio realizzata dall'artista taiwanese Li Yan-shi. Dunque, bye bye Rino, arrivato in città per la mostra dedicata ad Albrecht Dürer e col tempo diventato parte del paesaggio. E che paesaggio, verrebbe da dire. In questi 3 anni ha visto da vicino i lavori al Ponte Vecchio, ha assistito in prima fila da VIP, very important per il Sodattile, all'inaugurazione del monumento più iconico di Bassano. Adesso tornerà a disposizione dell'artista, continuando il suo giro per il mondo. E per un addio a Bassano c'è un arrivo a Vicenza, non del rinoceronte in acciaio, ma della nuova sede universitaria. Obiettivo: rendere Vicenza città universitaria. Presentato al Rettore il progetto per la riqualificazione della sede ex ACI in piazza San Biagio, destinato ad ospitare i corsi di design industriale dello UAV. Immobile di fatto abbandonato che viene restituito alla città attraverso un servizio e una riqualificazione dell'area che si collega con la biblioteca storica bertoliana e la nuova bertoliana nell'ex tribunale che è in fase di progettazione. Il progetto definitivo è addirittura d'arrivo, passeremo poi all'esecutivo nell'arco di circa 30-60 giorni per poi andare a gara e quindi credo che per l'estate si possa iniziare con i lavori della riqualificazione di questo sito comunale. Una risposta per gli studenti, per il ruolo nella promozione della formazione che la città si candida a ricoprire, rivendicando anche la vocazione imprenditoriale del territorio. Oggi la presa visione del progetto per riqualificare il palazzo di 1600 metri quadri distribuiti in 4 piani e primo sopralluogo del Rettore. Venire qui in questo edificio è una cosa molto interessante per UAV. Noi abbiamo legami storici con la città, però pensiamo al futuro e qui diciamo da questo edificio può nascere una collaborazione con il comune, con gli enti, con le industrie vicentine molto interessante e noi siamo molto favorevoli a tentare di diffondere diciamo, la cultura del progetto italiano in tutte le nostre realtà territoriali.
E restiamo nel Vicentino perché fra poco ci collegheremo con il nostro collega Daniele Garbin proprio da Vicenza. Stiamo perfezionando il collegamento. Nel frattempo ci spostiamo a Padova, dove il Comune ha stanziato, pensate, 11 milioni di euro per strade e marciapiedi più sicuri. 11 milioni di euro per la sistemazione di strade e marciapiedi, microinterventi per rendere Padova più vivibile. Questo stanziamento è il più rilevante e fa parte del tesoretto di 37 milioni restituito all'amministrazione comunale grazie alla sentenza favorevole del Consiglio di Stato sulla ripartizione a livello nazionale del Fondo di solidarietà comunale. Asfaltature di strade e marciapiedi, sistemazioni di buche, ripristino di guardrail, paletti di protezione e segnali stradali. Tra pochi mesi, con l'investimento di oggi, parte una grande campagna nei quartieri di riasfaltatura delle strade e dei marciapiedi, ma anche una risagomatura, una ridefinizione di quelli che sono le misure e le dimensioni per una città sempre più sicura e sempre più accogliente e accessibile anche per i portatori di disabilità. L'amministrazione ha voluto investire nella sistemazione dei quartieri, partendo da azioni concrete come l'eliminazione di barriere architettoniche e strade più sicure per tutti i cittadini. Di questi 11 milioni, oltre 6 saranno destinati alle asfaltature, 1,5 per i marciapiedi, stessa cifra per la sistemazione delle pavimentazioni storiche. I rimanenti 2 milioni di euro saranno distribuiti per le strade bianche, le barriere metalliche e il progetto cantiere mobile. Le priorità sono state definite ascoltando e guardando attentamente tutte le segnalazioni che ciascun cittadino ha inviato agli uffici del Comune, elaborate anche con il contributo della consulta. Quindi tra pochi mesi parte in città un grande lavoro di restyling, cura e manutenzione della città. Restiamo a Padova in attesa di ripristinare il collegamento con il nostro collega Daniele Garbin, perché durante l'udienza del mercoledì il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha incontrato Papa Francesco. È stata un'emozione indescrivibile e un grande onore poter incontrare Papa Francesco. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, insieme alla moglie Lucia, ha fatto visita al pontefice in Vaticano durante l'udienza del mercoledì. L'annuncio sui social network con le foto dell'incontro in cui si vede il primo cittadino padovano particolarmente emozionato. Il suo carisma unico, soprattutto in tempi così difficili, è fonte di riflessione per ogni comunità per un futuro di pace, solidarietà e rispetto del creato, ha scritto Giordani. Il sindaco ha portato in dono al Santo Padre un libro sulla Cappella degli Scrovegni, un simbolo della città che unisce religiosità, bellezza e arte. La visita è stata anche occasione per rinnovare l'invito a Francesco di venire a Padova, una città che il Papa avrebbe dovuto visitare nel 2020 in occasione della festa del Santo e nell'anno in cui era capitale del volontariato, ma la pandemia ha stravolto tutti i piani. Il pontefice, molto legato a Sant'Antonio, ha più volte espresso il desiderio di recarsi a pregare in basilica e visitare anche i detenuti del carcere Due Palazzi, di cui è cappellano Don Marco Pozza, sacerdote suo grande amico. Tutta la nostra città spera di riabbracciarlo. Questo è il messaggio che ho portato al Papa, ha concluso Sergio Giordani. Ci spostiamo adesso a Feltre. Come vedete il nostro ping pong è frenetico, copriamo tutto il Veneto. Dicevamo, ci spostiamo a Feltre, che ha dichiarato apertamente guerra ai furbetti dell'immondizia. Pensate che nel 2021 sono state comminate 40.000 euro di sanzioni. L'intero gettito che supera i 40.000 euro di queste sanzioni verrà reinvestita per ulteriori apparecchiature per mettere in condizione gli agenti di svolgere il loro lavoro e anche per ulteriormente controllare il territorio per questi comportamenti non idonei. Sono 172 le sanzioni elevate dal nucleo ambiente della Polizia Locale di Feltre dopo un 2021 di tolleranza zero, costellato di fototrappole e telecamere mobili puntate sulle oltre 150 isole ecologiche disseminate sul territorio comunale. Per alcuni ecofurbetti il conferimento irregolare era un vero e proprio vizietto. Sono stati trovati anche numerosi scaricatori seriali, anche in certi casi anche 6, 7, 8 volte la stessa persona a conferire rifiuti, abbandonarli a terra.
A cambiare pelle nel 2022 potrebbero essere le stesse sanzioni comminate, evolvono le tecnologie insomma ed evolvono pure le multe. Oggi possiamo permetterci anche il lusso di scorporare quella che è la sanzione più che altro con uno scopo educativo da quello che è effettivamente il costo di smaltimento dell'abbandono, che quindi è proporzionale all'abbandonato stesso. Repressione dura ma anche prevenzione, ecco furbo, avvisato, mezzo salvato, a Feltre sembra di capire più che altrove. Abbiamo incrementato anche la cartellonistica delle aree videosorvegliate in modo che sia un ulteriore servizio alle persone che vedono che possono anche essere controllate, insomma quell'area è controllata in modo da diminuire gli eventuali conferimenti irregolari. E allora, come promesso, adesso vedo il nostro Daniele Garbin collegato, pronto per raccontarci che cosa, Daniele? Ciao Alex, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, sono appena uscito dalla direzione sanitaria qui alla Gius Ottoberica. C'è stata una conferenza stampa per fare il punto sulla questione Covid, soprattutto per quanto riguarda la vaccinazione. Cioè, uno dei primi dati che è stato messo in evidenza è che è opportuno vaccinarsi. Non è una novità, ma il fatto è che qui ci sono 20.000 persone che hanno fatto le prime 2 dosi ma non hanno ancora fatto la terza. Ecco, questo è il primo messaggio che è stato dato dal direttore Barra, Salvatore Barra, che proprio ha voluto mettere in evidenza facendo un appello. Hanno anche lanciato l'iniziativa che verrà ripetuta questo weekend, domani e dopodomani, per i bambini, perché il focus è stato fatto sulle scuole. Ci sarà ancora l'Open Day nel centro vaccinale di Montecchio e di Torre di Quartesolo. Qualche dato: su 198 classi, 56 sono in quarantena, in DAD, e 13 erano mercoledì. Questo dà un attimo la misura che da 13 a 56 in pochi giorni dà proprio dimensione di quanto stia aumentando. È stato detto anche che tutto sommato i ricoveri sono circa stabilizzati sui 200-208 e nella settimana, bene o male, questo dato fa ben sperare, insomma non ci sarebbe questa crescita esponenziale come era stato la settimana scorsa, e quindi può essere che sia un segnale che sia necessario, sia raggiunto il plateau. Quello che è stato voluto anche mettere in evidenza è che qui, almeno a San Bortolo e nella zona, non c'è l'emergenza, quella che riguarda soprattutto la chirurgia. C'è la disponibilità, oltre il 72% della possibilità per i pazienti non Covid di continuare l'attività ordinaria, e questo era un altro segnale rassicurante, che nonostante l'aggressione nei reparti ci sia appunto la presenza del Covid, però comunque si conserva abbondantemente il 73%, soprattutto nel reparto chirurgico, l'ordinario. Ecco, questo era un altro messaggio tra i tanti che sono stati elencati dei dati. La scuola in aumento, l'andamento dei ricoveri stazionari intorno ai 200, però è opportuno chi non è vaccinato che lo faccia, perché comunque non sarebbero Novax, sono appunto persone che hanno fatto le prime 2 dosi e inspiegabilmente non sono ancora neanche inserite negli appuntamenti. Ecco, c'è stato proprio questo raccomandato di fare questo appello, ed è quello che adesso rivolgo a mia volta. Daniele, io ti ringrazio anche perché ci hai dato un dato importante, quello relativo proprio all'attività delle sale operatorie, perché se a Vicenza le cose vanno bene, noi sappiamo che in altre zone invece l'attività operatoria è stata, ahimè, drasticamente ridotta. Ci riferiamo all'ULSS 7 Pedemontana, insomma quella problematica è raccontata quotidianamente dalle tante testimonianze, dalle tante segnalazioni che ci arrivano. Io ti ringrazio per esserti collegato, ti lasciamo al tuo lavoro. Grazie Daniele. Grazie a te Alex e a tutti i telespettatori, l'approfondimento a questa sera ovviamente. Assolutamente, appuntamento immancabile. Noi abbiamo parlato qualche minuto fa, insomma, delle difficoltà del settore del turismo, delle difficoltà del settore alberghiero. Si intravedono segnali comunque di ripresa, di ripartenza. Uno di questi riguarda Caorle, riguarda l'edizione di Wonderland che si è appena conclusa, un indotto da 10 milioni di euro per 750.000 presenze.
Svolta per il turismo invernale a Caorle, 750.000 presenze, indotto da oltre 10 milioni di euro. Arrivano i primi bilanci da parte degli enti coinvolti nella realizzazione del mercatino più lungo d'Europa. Alberghi sold out prima delle restrizioni Covid, stagione quasi estiva per ristoranti e commercianti. Picco di turisti da Germania e Austria, si sta già lavorando alla prossima edizione. Successo dunque per il Natale di Caorle, decisamente in controtendenza con altre località turistiche tra le più blasonate, una su tutte Venezia, dove non soltanto a Natale, ma sebbene con il Carnevale alle porte, tra alberghi, bar e ristoranti, secondo Confesercenti e vista l'impennata di contagi di questi giorni, potrebbero bloccarsi ben 3.000 addetti del settore. Tornando a Caorle, con Wonderland, durata per oltre un mese, la città ha dimostrato di essere attiva non soltanto d'estate, complice dello strabiliante successo, la bellezza naturale e storica della perla dell'Adriatico, insieme alle proposte che hanno coinvolto grandi e piccini, dai simpatici alpaca alla pista da sci da fondo, il trenino e la biblioteca per bambini, le immancabili le cornie da fiaba con il suo immancabile carosello. Il nostro collega Daniele Garbini ha parlato proprio della situazione relativa alla campagna di vaccinazione. Allora siamo in chiusura, leggiamo insieme i dati che ci arrivano proprio dalla Regione del Veneto e l'ultimo aggiornamento che riguarda le dosi somministrate nelle ultime 24 ore. Si tratta di 51.529 dosi somministrate, di cui prime dosi 4.165, cicli completati 4.279 e invece quelli addizionali, il cosiddetto booster, 43.085. Vedete in maniera molto chiara, leggibile, quelli che sono i numeri. Il totale dei vaccini somministrati in Veneto sale a quota 9.710.368, di cui 2.212.734 comprendono anche la dose booster. Prima di salutarci diamo un'occhiata invece alla sintesi per classi di età. Come possiamo vedere ci sono dei dati che balzano agli occhi, ad esempio la popolazione residente con almeno una dose, guardate nella fascia d'età over 60 si raggiungono percentuali altissime, si va dal 91,7 addirittura al 100% degli over 80 che hanno ricevuto almeno una dose, percentuali che rimangono molto alte anche per la stessa fascia di età che ha completato il ciclo, quindi con le 2 dosi. Guardate di che numeri stiamo parlando, gli over 60 sono abbondantemente coperti, sopra il 90%, in alcuni casi si arriva addirittura al 99,3%. Diamo solo una rapida occhiata invece all'età 5-11 anni, questa fascia di età con almeno una dose il 21,8%, quindi quasi il 22% dei bambini della fascia di età fra i 5 e gli 11 anni è stato vaccinato con almeno una dose, il 3,8% ha già completato il ciclo delle prime 2 dosi, il 25, quasi 26% ha già effettuato, richiesto la prenotazione. E allora siamo arrivati alla fine di questa edizione di Focus TG. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, appuntamento a domani e buon pomeriggio a tutti.